Non si rassegnava alla fine della storia e così ha sequestrato, picchiato e minacciato di morte la sua ex fidanzata. Fortunatamente la donna, una 38enne di Vigonza, approfittando della momentanea assenza del suo aguzzino, è riuscita a liberarsi e a lanciare l'allarme. L'ennesimo episodio di violenza di genere è avvenuto a San Giorgio in Bosco, in un mini appartamento di un agriturismo nelle campagne. In manette un 39enne di Piave di Sacco, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per atti persecutori, rapina e lesioni personali aggravate a danno dell'ex fidanzata. La donna è stata tirata con una scusa nell'agriturismo dell'Alta Padovana, dove il 39enne alloggiava da una quindicina di giorni. L'uomo l'ha minacciata con un coltello da cucina, legata ai polsi e piedi con una cavigliera da palestra, e poi si è allontanato chiudendo la chiave in una stanza e portandole via il cellulare. La vittima però è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto allertando i clienti dell'agriturismo, che hanno chiamato i carabinieri. La 38enne è stata anche picchiata dall'uomo. I carabinieri, quando l'hanno trovata tremante e sotto shock, hanno notato i segni delle percosse. La 38enne è stata portata in ospedale a Cittadella, mentre i militari hanno atteso il rientro del 39enne e lo hanno arrestato.